va a Madrid. E nella gara di oggi vedremo al via, tra le altre cose, anche altre 3 atlete che figurano nelle prime 10 posizioni delle graduatorie italiane di tutti i tempi. Rachele Mori col 65,03 della migliore prestazione italiana allieve con l'attrezzo da 4 kg, realizzata come abbiamo ricordato lo scorso anno a Padova. Cecilia Desideri che ha lanciato a 64,70 non più di 2 settimane fa per vincere il titolo italiano promesse a Grosseto, e Francesca Massobrio che ha un personale, sia pure un po' datato, di 64,65. Alle ore 13:35 partirà anche la gara di salto con l'asta, l'ottava fermata del treno del Decathlon. La quinta fermata dell'Heptathlon invece sarà, intanto vediamo Martelli volare, non sono ancora lanci di gara. Vi dicevo, la quinta fermata, la ripartenza dell'Heptathlon invece è prevista alle ore 14 con il salto in lungo, ovvero uno degli assi nella manica di Marta Giaele Giovannini, la leader della prova multipla. L'Heptathlon si concluderà alle ore 18:05 con le serie degli 800 metri, mentre per quanto riguarda le finali di specialità, la prima a partire dopo il martello donne sarà il lungo uomini, però alle ore 17:35, quindi tra qualche minuto, tra circa 4 ore, ci sarà tempo, ecco, e modo di andare a raccontarvi anche le altre finali. Saranno ben 22 i titoli in palio, l'abbiamo già analizzato in precedenza, per una chiusura che sarà in questa serata attorno alle ore 22 con le 4% maschili. Vi ricordo che potete già vedere sul canale YouTube Atletica Italiana quanto accaduto anche in questa mattinata con la sesta e la settima prova del Decathlon, 110 ostacoli e disco per riportare Lorenzo Modugno in testa, l'unico ad aver superato dopo 7 gare 5.000 punti. In sovraimpressione l'ordine di lancio di questa gara di martello femminile,
il primo concorso ad assegnare titolo in questa 3 giorni di competizione qui allo Stadio della Quercia, concepito nel 1964, ultimo restyling nel 2019 con il manto blu Regupol che potete osservare anche in questa ampia veduta che la regia vi sta proponendo dalla telecamera appunto di Atletica Italiana TV. Ultime operazioni preliminari, ultimi lanci di prova per quanto riguarda il martello. Ultimi lanci di prova nella pedana del martello dove saranno impegnate le donne, mentre il settore maschile ormai dei stati inizierà il salto con l'asta per quanto riguarda il decathlon. Siamo nella casa dell'Atletica di Rovereto, della Quercia Trentingrana, società fondata nel 1945, 3/4 di secolo compiuti l'anno passato, 37 atleti portati in maglia azzurra. La società presieduta da Carlo Giordani, già azzurro, in gioventù ovviamente, negli ostacoli, nei 110 e nei 400 metri con ostacoli. Attualmente, meglio dal 2005, presidente del Club Atletico di Rovereto. Seconda edizione della rassegna tricolore assoluta a Rovereto, dopo quella del 2014, fu una edizione pre-europea in quel caso, il preambolo, l'ultima fermata prima dell'ufficializzazione delle squadre azzurre che avrebbero preso parte ai campionati d'Europa a Zurigo. E qui invece abbiamo una rassegna che non solo si svolge a 5 settimane dall'inizio dell'atletica ai Giochi Olimpici di Tokyo, ma anche a pochi giorni, in questo momento 3 per l'esattezza, dalla chiusura della possibilità appunto di realizzare tempi utili per minimi olimpici e ranking di World Athletics. Vedete intanto le ragazze del lancio del martello, Laura Casadei col 265 per l'atletica estense, al centro dell'inquadratura con il numero 281. C'è anche Greta Zin, specialista della Sindustria Sport di Padova, con una certa esperienza anche nei campionati italiani, 53,03 per lei quest'anno. Martelliste che sono pronte a entrare in gara, una favorita su tutte, la campionessa in carica Sara Fantini. Eccola qui che transita davanti alle nostre telecamere, grazie alla Federazione Italiana di Atletica Leggera per la produzione. Staff di fila al servizio operativo qui sul campo, la voce di Cesare Rizzi con il supporto del tecnico streaming Mario D'Agostin in questa lunga 3 giorni di Rovereto, nella giornata, nel sabato campale di questi campionati italiani. 22 titoli in palio su 42, ieri ne sono stati assegnati 2, domani ne verranno assegnati 18. Intanto un'occhiata in radiocronaca al salto con l'asta del decathlon. Si è partiti dalla misura di, diciamo subito, 3,30, 3,20 pardon, missione compiuta da Francesco Amici della Libertas Atletica Forlì. L'unico a essere entrato in gara, Lorenzo Modugno, entrerà a 4,40. Dovremmo essere ancora in fase lanci di prova.
c'è in pedana ora 3,40 Andrea Cerrato. Vi confermo che siamo ancora in fase di lanci di prova intanto nel martello. Mentre Andrea Cerrato, ve lo diamo in radiocronaca, in pedana nel salto con l'asta per il decathlon. Ma a segno 3,40 Andrea Cerrato. Punti utili per lui in una specialità che non gli è certo particolarmente amica, invece estremamente amica. Passateci la metafora quasi sorella di Lorenzo Modugno, 4,90 per lui in questa stagione. Cerrato che attualmente è quarto, a un punto dalla terza posizione. Dipende dai colori dell'Atletica Fossano, 75, allenato da Sandro Boasso, mentre il leader è Lorenzo Modugno, atleta della Polisportiva Triveneto Trieste, che in questa stagione, questa stagione è arrivato a 7.301 punti, ecco, come preambolo sul piano dello score complessivo, che è allenato da Alessio Romano per quanto concerne le corse e i salti, e nei lanci invece è seguito da Giorgio Tremul. Altri lanci di prova, intanto qui vediamo il pettorale 279 di Francesca Schena, dovrebbe essere l'ultimo lancio di prova. E ora andiamo con Rachele Mori, è suo, è della campionessa italiana allieve in carica, vice campionessa italiana assoluta lo scorso anno a Padova, il primo lancio di gara, 62,41 per lei quest'anno, 65,03 di primato personale per issarsi all'8ª posizione italiana di sempre nella specialità. Vola il martello di Rachele Mori. Per una prima misura da 58,44, una discreta prestazione per Rachele Mori per aprire il proprio concorso. Siamo ora con Laura Casadei, 55,03 in questa stagione, per la ragazza dell'Atletica Estense. Che finisce con il martello poco più in qua rispetto alla misura siglata da Rachele Mori, ma potrebbe essere andata a migliorare il proprio primato stagionale da 55,03. 54,20, ci è arrivata molto vicina. Attenzione ora a Noan Di Murwanco in carriera, che lancerà tra poco la ragazza del gruppo sportivo Valsugana Trentino. In carriera in stagione Di Murwanco è arrivata solo a 1 centimetro dalla fettuccia dei 60 metri.
Ecco Non di Muruanco in pedana, mentre l'asticella nell'asta del Decathlon è posta a 3,50, quindi una situazione ancora abbastanza interlocutoria. In una specialità che vede Modugno, ma anche Andrea Monti tra i principali prospetti sul piano degli accrediti. Attenzione a Non di Muruanco, esce il martello, la ragazza della Valsugana, e potrebbe essersi portata al comando Non di Muruanco. 58,44 per ora la misura di Rachele Mori in testa, hanno lanciato in 3, quindi il concorso è ancora giovanissimo, così come giovanissima è Rachele Mori, classe 2003. 58,04, no, 40 cm alle spalle di Mori, di Muruanco. E andiamo tra poco con Emily Conte dell'Atletica Riviera del Brenta, che invece è rimasta quest'anno a 2 cm dalla fettuccia dei 60 metri. Intanto ha aperto la propria esperienza nell'asta del Decathlon anche Cordella, 3,50 senza problemi. La telecamera giustamente si porta su Emily Conte. E anche lei si aggancia al gruppetto di testa attorno ai 58 metri, verosimilmente questo è un lancio attorno ai 56, 56 e mezzo. Purtroppo la bandierina rossa per un nullo di pedana va a cancellare le ambizioni in questo primo lancio per Emily Conte. Eccola qui. Lucia Prinetti Anzalapaia, già azzurrina, che è classe 97, piemontese. Attenzione a questo lancio, lei è la prima a superare i 60 metri in questa giornata. 63,84 per lei in stagione, 63,84 in stagione, anche in carriera, il primato personale realizzato a Padova lo scorso 22 maggio. 62,21, ci va piuttosto vicina con questo primo lancio. Apre al meglio il proprio concorso Prinetti Anzalapaia, la 12ª italiana della storia nella specialità. Cecilia Desideri invece, che è la 9ª italiana della storia della specialità, anch'ella con un personale siglato quest'anno, 64,70 per l'atleta che difende i colori della studentesca Rieti, Andrea Milardi, primato realizzato a Grosseto. Un urlo accompagna questo lancio perché si va ancora oltre i 60 metri e si va verosimilmente in testa, o quantomeno molto vicini alla misura realizzata da Prinetti Anzalapaia. (63,18) passa in testa a 1,5 metri dal proprio primato Cecilia Desideri. Ora Agata Gremi, Atletica Brescia 1950, Metallurgica San Marco, anch'ella una maglia con una ragazza piacentina con la maglia azzurra giovanile nel curriculum, se non ricordo male a livello under 18, correva l'anno 2014, va a Gremi. È un buon lancio comunque attorno ai 54 metri per aprire la propria stagione, perché quest'anno ha lanciato attorno ai 57 metri. Un inizio subito frizzante di questa prova di martello con 63,18 di Desideri, 62,21, 52,05, un po' meno intanto di quanto vi avevo preconizzato per Agata Gremi, 62,21 per Prinetti. Ora in pedana Simona Previtali, atleta brianzola che da quest'anno difende i colori del CUS Cagliari. Lancio che dovrebbe essere attorno ai 48 metri, posso azzardare per Previtali. Poi toccherà ad Elisa Foresta. (46,96) per Simona Previtali. Ora in pedana c'è Elisa Foresta.
Lancio nullo per la portacolori del Battaglio Custorino. Medaglia d'argento all'ultimo campionato italiano Promesse, alle spalle di Desideri. Intanto vediamo ancora i colori della Libertas Unicusano Livorno con Fabiola Caruso in questo caso. Buon lancio per Caruso. 51,07 per la portacolori del club bianco e amaranto. Settima posizione provvisoria, tra poco Anna Bonato, la prima delle due rappresentanti della Sindustria Sport di Padova, assieme alla già citata Greta Zin, avevamo visto in azione nell'ambito delle prove di riscaldamento. Anna Bonato, poi toccherà a Sara Fantini, la prova subito più attesa, l'atleta subito più attesa. Anna Bonato. Oh, un buon lancio di Bonato, portarsi attorno ai 54 metri. Una decina di minuti inizierà anche il salto di gruppo femminile. Vediamo le atlete che stanno provando i salti prima della gara. Un interessantissimo concorso, quello del numero donne. Ecco qui Sara Fantini, 8 titoli italiani, 72-31, intanto 50-01 per Bonato, a inserirsi in quella che è la provvisorissima ottava posizione. Entra in pedana sotto lo sguardo e l'obiettivo della fotografa della Federazione Italiana di Atletica Leggera Francesca Grana. Papà Corrado, detto Cocco, grande azzurro nel getto del peso. E invece si trova a proprio agio nel lancio del martello. Uno dei primi momenti potenzialmente molto importanti di questo pomeriggio, l'azione di Sara Fantini. Vola il martello di Fantini. E si arriva già vicini ai 70 metri, attorno ai 68. Aperitivo subito piuttosto gustoso per il concorso della campionessa in carica, è ampiamente leader italiana stagionale. (67,08), un metro in meno rispetto a quanto vi avevo predetto. Comunque la leadership nel concorso. Cecilia Desideri 63,18 è in seconda posizione, Lucia Prinetti 62,21 in terza. Ilaria Marasso ora. Si arriva attorno ai 50 metri per Marasso, che è stata sesta all'ultimo campionato italiano juniores, vinto da Rachele Mori allo sprint su Emily Conte, mentre in terza posizione aveva chiuso Alessandra Lessi. 50-39 per Marasso, che si inserisce in nona posizione. Attenzione ora a Rafael Ndaya Mulumba, la quarta forza del campionato italiano juniores, mentre nell'asta del decathlon siamo a quota 3,60, in pedana c'è Luca Dell'Acqua. Il martello purtroppo finisce in rete per Mulumba della studentesca Rieti Andrea Milardi, la stessa società di Cecilia Desideri, che attualmente è in seconda posizione, perdono, alle spalle di Fantini. Tra poco Serena Argenti della Bracco Atletica.
Martello di Argenti che atterra sul lato sinistro del settore, lancio valido. Serena Argenti in attesa della misura e noi attendiamo con lei. 51,27, dovrebbe essere ottava, quindi è una provvisorissima soglia per la finale. Intanto abbiamo Alessandra Alessi in pedana, Atletica Livorno, una delle due portacolori della società bianca e verde che sta guidando anche l'Eptathlon con Marta Gaele Giovannini. Entrambe, lei e Rachele Mori, sono salite sul podio dei campionati italiani juniores. Alessandra Alessi che potrebbe aver spostato più in là la soglia di qualificazione rispetto al 51,27 di Serena Argenti, ma purtroppo un nullo di pedana va a cancellare la sua prima misura, a sostituirla con una X. Siamo a 3,70 intanto nell'asta del Decathlon. Finale diretta, lo ricordo, in questa gara di lancio del martello. 3 lanci, per tutte, le prime 8 ne avranno altri 3. Qui vediamo il nullo di Lessi. Tra poco Francesca Massobrio, atleta del Battaglio Custorino, 10ª italiana della storia. Suo martello che atterra attorno ai 50 metri, forse qualcosina di più, e potrebbe in questo caso spostare un pizzico più in avanti la soglia della qualificazione, ottava posizione per essere più diretti. 51,52, proprio ottava. Sara Torrini invece la seconda rappresentante della Libertas Unicusano Livorno, altra società livornese. Vediamo se riesce a riprendere l'attrezzo, sì, in tempo, senza mettere il piede fuori dalla pedana, può ripartire nella sua rincorsa, ancora 42 secondi, quindi ha la possibilità di ricominciare. Purtroppo concentrazione forse se n'era andata e arriva un nullo in apertura nel concorso di Sara Torrini, che è stata quinta all'ultimo campionato italiano juniores. Sono presenti le prime 6 dell'ultimo tricolore juniores: Mori, Conte, Lessi, Mulumba, Torrini e Marasso. Ora tocca a Greta Zin, classe 1990, atleta con un'ampia presenza nelle competizioni tricolori assolute alle spalle. L'Ass Industria Sport di Padova, i colori gialli e blu, come di consueto. Va il martello, attorno ai 50 metri, forse qualcosa di meno. Intanto l'asticella nel salto con l'asta del Decathlon è posta a quota 3,70. Appena arrivato un nullo, più 49,71 intanto per Zin. È appena arrivato un nullo abbastanza avventuroso di Simon Zandarco, era comunque la sua prima prova. Simon Zandarco della SV Lana Raica, allenato dalla primatista italiana di Eptathlon Gertrud Bacher.
Francesca Schena, Battaglio Cus Torino, la terza atleta di questa società in gara in questa finale tirata del martello, è colei che conclude il primo turno di lanci. Anche qua siamo attorno ai 50 metri e verosimilmente l'ottava posizione dovrebbe restare dopo questo primo turno appannaggio della compagna di squadra di Schena, ovvero Francesca Massobrio con 51,52. Schena che va a siglare la misura di 50,10, si inserisce in 12ª posizione. In testa quindi Sara Fantini con 67,08, seconda Cecilia Desideri 63,18, terza Lucia Prinetti 62,21, quarta Rachele Mori con 58,44, la gran voglia di migliorarlo in questa seconda prova. Purtroppo il martello si schianta in rete, quindi un secondo turno che per lei è ininfluente purtroppo per quanto concerne la volontà di progredire sul piano metrico in questa gara. Quinta è Noan Di Muruanco a 58,04, sesta Laura Casadei a 54,20, settima Agata Gremi a 52,05, ottava Francesca Massobrio a 51,52. La prima delle attualmente escluse dalla finale è Serena Argenti a 51,27, classifica molto corta comunque tra 50 e 52 metri. Casadei che attualmente è sesta, 54,20, direi che può essere andata a incrementare con questo lancio, comunque a replicare un risultato molto simile al suo primo lancio. (53,67), come avevamo anticipato, un risultato molto vicino al suo lancio d'apertura. Noan Di Muruanco, gruppo sportivo Valsugana Trentino, ora 58,04 per lei. Al primo lancio va al martello Di Muruanco, si avvicina forse ulteriormente alla fettuccia dei 60 metri. Noan Di Muruanco che era raggiunto il personale quest'anno con 59,99 il 6 giugno a Città di Castello, è la 19ª italiana della storia nella specialità. 58,06, 2 centimetri a confermarne comunque la regolarità su un ottimo livello. La vice campionessa italiana juniores ora Emily Conte. Nullo per lei al primo lancio, ma una gran gara nel campionato italiano juniores, lei che è salita fino a 59,98. Ancora più, anche lei vicina ai 58 metri, misura che dovrebbe bastare per entrare nelle prime 8 posizioni provvisorie di questo concorso. 56,94 e si inserisce in sesta piazza e fa scalare quindi l'ottava posizione Agata Gremi con 52,05. Tra poco in pedana, anzi ora in pedana, Lucia Prinetti Anzalapaia, coperta dal gazebo giallo, ma vediamo il martello uscire dalla gabbia e si va ancora oltre i 60 metri, anche se è un lancio verosimilmente un pizzico più corto rispetto al 62,21 del primo turno. (61,18), regolare comunque la ragazza piemontese delle Fiamme Gialle. E ora Cecilia Desideri, attenzione, 63,18 subito al primo turno. La vediamo muoversi, coperta dal gazebo dove stazionano i giudici. Ecco qua in azione
il dettaglio sull'azione di Desideri, ancora oltre i 60 metri, discorso che potrebbe essere copia incollato rispetto a quanto avevamo detto di Prinetti, con un secondo lancio per Desideri un pizzico più corto del primo. 61,10, un paio di metri in questo caso più corto del primo. Agata Gremi ora che con 52,05 si ritrova in ottava posizione, pardon. Forse un pizzico più corto questo lancio di Gremi. L'aggiornamento intanto anche dal salto in lungo del Heptathlon. 5,88 intanto arrivato di Marta Gelle Giovannini. Per inseguire ancora il proprio primato, dopo la prima giornata stazionava 4 punti in ritardo rispetto al passaggio, virgolette, del proprio record. Siamo ora in pedana con Simona Previtali. Marta Giovannini che a Fabriano in occasione del proprio primato sull'Heptathlon ha saltato 6,00. Simona Previtali si migliora fino a lambire i 52 metri e a portarsi a soli 6 centimetri dalle prime 8 posizioni. 52,05 l'ottava Agata Gremi. Ora tocca a Elisa Foresta, Battaglio Custorino, alta candidata a un piazzamento tra le prime 8. Purtroppo c'è un altro lancio nullo per Foresta. Secondo nullo per la ragazza della Battaglio Custorino. Vediamo se anche la grafica conferma quanto aveva la bandierina rossa che avevo scorto. Sì, seconda X, purtroppo. Elisa Foresta, che è l'argento tricolore delle promesse alle spalle di Cecilia Desideri. Fabiola Caruso ora 51,07 per lei quest'oggi. Un lancio che potrebbe migliorare di una manciata di centimetri, il 51,07 di cui avevo fatto riferimento. 52,18 infatti serve per scavalcare Agata Gremi e portarsi in ottava piazza. E lei in questo momento l'ultima a entrare in finale. Anna Bonato ora 50,01, pensate, 50,01, 2 metri e 17 centimetri da Fabiola Caruso. Caruso è ottava, Bonato è quindicesima. Dopo di lei toccherà a Sara Fantini. Va Bonato, siamo lontani dal 50,01 di cui vi avevo dato conto qualche istante fa. E ora l'attesa per Sara Fantini. Ricordiamo la Fantini in terza misura di sempre nel martello con i suoi 72,31. 8 titoli italiani assoluti già vinti, oggi la caccia al nono, nonostante 24 anni non ancora compiuti. Li compierà in settembre la ragazza emiliana. Inizia la sua azione. Martello purtroppo viene deviato dalla rete e smorzato pochi metri più in là rispetto all'uscita dalla gabbia.
lancio nullo. Lancio nullo per Sara Fantini. Mentre ora c'è Ilaria Marasso in pedana. Per migliorare il 50-39. 48-88, no, resta un pizzico più, un metro e mezzo più indietro rispetto a quanto vi avevo declinato in precedenza, che nel citare la cifra tecnica del primo lancio, del primo turno di gara. Rafael Mulumba ora, quarta all'ultimo campionato italiano juniores. Lancio valido per Mulumba dopo il nullo al primo lancio, al primo turno di gara. Non basta in ogni caso per inseguire, infatti 48-15 è 17esima. Per inseguire quei 52-18 che in questo momento valgono l'ottava posizione. Ora c'è Serena Argenti che è 12esimo con 51-27. Ecco Serena Argenti, è 12esima, sì, ma molto vicino all'ottava posizione. Un lancio nullo, che quindi non cambia la situazione nell'economia del concorso di Serena Argenti, da portacolori della Bracco Atletica di Milano. Alessandra Alessi ora. Purtroppo arriva al secondo nullo per il bronzo del campionato italiano juniores. La parola passa quindi a Francesca Massobrio. Francesca Massobrio, campionessa italiana assoluta nel 2016, quando gareggiava per le Fiamme Oro di Padova. 62,31 all'epoca la misura della vittoria per la atleta del Battaglio Custorino, oggi del Battaglio Custorino. Potrebbe aver migliorato qualcosa rispetto al 51,52, in realtà siamo molto vicini. 51,52 la sua misura del primo turno. (53.00) per Massobrio, no? Si è migliorata e si porta in ottava posizione. Il nuovo riferimento per la finale a 8 è 53 metri, ora 53 tondi tondi. Si è quasi concluso il secondo turno di lanci. Un po' di storia per quanto riguarda i campionati italiani assoluti del martello femminile, assoluti estivi per così dire. Intanto lancio nullo, abbiamo visto, infatti l'abbiamo visto il suo piede uscire di pedana per Sara Torrini. Vi dicevo attività estiva, quindi non invernale. 6 vittorie per Clarissa Claretti, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009 per la ragazza marchigiana, con 6 titoli, 5 titoli per Esther Balassini, 4 consecutivi dal 1998 al 2001 più il successo del 2005, e 4 vittorie a testa per la citata Sara Fantini, che oggi potrebbe arrivare a quota 5 e pareggiare Balassini, e per l'attuale vicepresidente del CONI Silvia Salis, che vinse questo titolo per 3 anni di fila dal 2010 al 2012 e poi nel 2015 quando si lanciava a Torino. Intanto Greta Zin ci riporta sull'attualità 49,78 per migliorarsi di 7 centimetri. Resta 16esima, intanto Francesca Schena tra poco.
Aggiornamento intanto, mentre Schena potrebbe aver migliorato qualcosa sul 50-10 del primo turno. L'aggiornamento intanto dal lungo dell'Eptathlon, Marta Giovannini avevamo detto 5,88, 5,82 per Silvia Nicola, al limite della validità al salto più, a livello statistico più 1,9. 52,07 per Francesca Schena, che non basta per entrare nelle prime 10, ma basta per migliorarsi di quasi un paio di metri. Terza misura per Giulia Riccardi, che si è portata a 5,68, la junior del gruppo sportivo Trilacum. Nell'asta del Decathlon intanto siamo a quota 3,80 anzi. Rachele Mori ora. Forse qualcosa meno di 58,44, ma siamo molto vicini alla misura che in questo momento issa, la nipote d'arte, in quarta posizione. 56,89, no, qualcosa meno. L'ottava misura è il 53,00 di Francesca Massobrio. Equilibrismi per Laura Casadei per restare in pedana, non va a migliorare il 54,20 che le vale in questo momento la settima posizione, e si siede ad attendere cosa faranno le sue avversarie, ovviamente quelle che sono alle sue spalle. 47,16 lancio interlocutorio per Casadei. Casadei che è stata nona all'ultimo campionato italiano promesse, oggi ha lanciato 3 metri in più. Noan Di Muruanco intanto ancora ad avvicinarsi a quella fettuccia dei 60 metri che in carriera ha mancato per un solo centimetro. Ragazza di Levico Terme, tra le altre cose, non molto lontano da qui, che vive ...40 minuti d'auto qui da Rovereto, come ci suggerisce il nostro tecnico streaming Mario D'Agostin. 58,37 per Andimo Ruanco, che adesso vive a Pisa per impegni di studio, che sta studiando chimica, mentre ora c'è in pedana Emily Conte, che staziona in sesta posizione con 56,94, un lancio che non dovrebbe aver migliorato con questa terza prova. No, attenzione, siamo piuttosto vicini però, stavo vedendo la prospettiva qui della nostra postazione. 56,28, ci è arrivata molto vicina, resta sesta. Intanto è arrivato il 5,81 di Linda Maria Pirker, SV Lana Raika nel lungo dell'Eptathlon, anche l'atleta allenata da Gertrud Bacher. Intanto siamo col bronzo virtuale di Lucia Prinetti Anzalapaia, 62,21 per questa atleta che difende i colori delle fiamme gialle. Lancio nullo per Prinetti, che resta in terza posizione, abbastanza per ora indisturbata. Cecilia Desideri in pedana in questo momento. Vediamo il suo lancio, accompagnato da un urlo, va oltre i 60 metri, vediamo se va al primato personale. 64,70 al suo primato, 63,18 in questa gara tricolore per ora.
attesa per la misura. 63 e 79, resta a poco meno di un metro dal primato, consolida la seconda posizione. Nell'asta Simona Zandarco, l'atleta che si trova attualmente nella seconda posizione per quanto riguarda il decathlon dopo le prime 7 gare, a provare per la prima volta il 390. Lucilla Desideri lanciato a 63 e 79, Luisa Vince al suo secondo posto però. Il mio lancio da 63-18 è stato il primo, 63 e 61 il secondo, 63 e 79 il terzo. 5,96 intanto per Marta Legelle Giovannini, che si porta solo 4 cm dal 6,00 che aveva siglato nella gara del record nell'heptathlon di Fabriano, record personale. Ovviamente Simona Previtali intanto va a migliorarsi probabilmente. 51,99 per lei, serve 53,01 per entrare in finale per ora. Si è chiuso con un nullo l'esperienza intanto di Agata Gremi. (51,38) per Previtali, resta 60 cm dal proprio limite di oggi. Purtroppo è arrivato il terzo nullo di Elisa Foresta. Tra poco Fabiola Caruso, che in questo momento occupa la scomodissima posizione di prima delle escluse dalla finale, è nona con 52,18. Attenzione a questo lancio, è molto vicina, anzi potrebbe essere anche oltre il 52,18 della nona posizione, deve fare 53,00 per riprendersi l'ottava posizione, l'ottava piazza. Vediamo quanto ci propone il tabellone. 51,47, non basta, resta nona. Anna Bonato attorno ai 50 metri, che ha già raggiunto in questa gara. 50,01 per lei, è quindicesima. (48,95), un metro sotto rispetto a quei 50 metri di cui facevo riferimento. Sara Fantini ora in pedana, 72,31 di primato personale, 67,08 in questo sabato di gara. Atleta di Fidenza in pedana per la propria terza prova. L'azione di Fantini e stavolta il martello esce, vediamo dove atterra. Molto vicina ai 67,08 che aveva siglato in precedenza. Mentre intanto nell'asta del decathlon l'asticella è salita a quota 4 metri. 65,77 intanto la misura di Fantini, che consolida la propria prima posizione, in questo momento senza misure oltre i 70 metri, ma comunque c'è già un 67,08 che è sicuramente di gran qualità. Martello di Marasso intanto, Ilaria Marasso, che attualmente è 14esima con 50,39, misura che potrebbe aver migliorato. Del Cus Genova.
Andiamo alla misura. Mentre sta per entrare in pedana un'altra junior come Marasso, Raffaele Mbulumba. 51,15 per Marasso, che comunque non entra nelle prime 8 ma coglie la soddisfazione di migliorarsi di quasi un metro rispetto alla prima prova. Mbulumba in pedana. (46,81 per Mbulumba, che resta 17esimo con 48,15. 6 lanci al termine di questa fase di qualificazione, questi primi 3 lanci della finale diretta per essere più precisi, del lancio del martello femminile, che vede in testa con 67,08 Sara Fantini. Serena Argenti ora alla caccia dei 53 metri che difficilmente arriveranno in questo momento, in questo lancio. La portacolore della Bracco Atletica. 51,55, aggiunge comunque 28 cm alla misura che aveva già siglato quest'oggi. È il miglior lancio di serie di Argenti in questa giornata. Ora un atleta che ha collezionato 2 nulli finora, Alessandra Lessi, la terza dell'ultimo campionato italiano juniores. E purtroppo era un buon lancio, ma finisce di poco fuori dal settore, quindi anche Lessi, come Foresta, chiude con 3 nulli questo concorso. Francesca Massobrio in questo momento è l'ottava classificata con 53,00 per provare a migliorare quella misura. Con questo lancio dovrebbe essere poco sotto. Supera i 4 metri il portacolori dell'Associazione Atletica Neri, Matteo Borsetto. 51,81. Ora si siede idealmente sulla riva del fiume ad aspettare quanto faranno Torrini, Zin e Schena, la ragazza del battaglio Custorino. Concorso abbastanza sfortunato anche per Sara Torrini, che chiude con 3 nulli come Lessi, come Foresta. Ora Greta Zin, che dista poco più di 3 metri dai 53,00 di Francesca Massobrio, che in questo momento sono la linea di demarcazione tra l'ingresso nelle prime 8 e l'eliminazione. Attenzione a questo lancio di Zin, che dovrebbe comunque issarla per la prima volta in questa giornata, potrebbe issarla per la prima volta in questa giornata oltre i 50 metri. Purtroppo la bandierina rossa, nullo di pedana, va ad annullare la prova della portacolori dell'esperta portacolori della Sindustria Sport di Padova. Ora l'ultima a poter insidiare l'ottava posizione di Francesca Massobrio è una sua compagna di squadra al battaglio Custorino, è Francesca Schena.
Niente da fare, quindi abbiamo un nullo a chiudere questa tornata, questi primi 3 lanci. Sara Fantini in testa in FIA con 67,08, Cecilia Desideri è seconda a 63,79. Intanto andiamo nel salto in lungo dell'Heptathlon con un nullo, quindi completiamo nel frattempo la classifica del martello dopo 3 lanci. Seconda Cecilia Desideri a 63,79, terza Lucia Prinetti a 62,21, quarta Rachele Mori a 58,44, quinta Noan Di Muruanco a 58,37, sesta Emily Conte a 56,94, settima Laura Casadei a 54,20, ottava Francesca Massobrio a 53,00. Andiamo con il lungo dell'Heptathlon per darvi il ragguaglio di quanto accaduto finora, con in testa Marta Giovannini a 5,96, salto valido più 1,2, Giulia Riccardi si è portata a 5,82, salto appena ventoso più 2,1, Silvia Nicola a 5,82 con vento più 1,9, Linda Maria Pirker con 5,81 salto regolare a livello di vento, Eleonora Ferrero con 5,72 appena ventoso più 2,3, Sofia Cornalba 5,63 con vento più 0,7. Avete appena visto saltare Scilla Benussi, secondo salto per lei dopo un nullo in apertura. Ovviamente qui ci sono 3 salti per tutte senza qualificazioni o passaggi, appunto accessi a ulteriori prove per le prime 8. Siamo nelle prove multiple per le gare che assegneranno, intanto Scilla Benussi 5,13, prima misura valida di quest'oggi per lei. Anna Generali ora, che chiude la seconda tornata di salti delle lunghiste dell'Heptathlon. Ben oltre i 5 metri, Anna Generali aveva già saltato 5,24 quest'oggi, ci arriva verosimilmente molto vicina, se non appena oltre. Qui siamo con Gerardina Spinelli dell'Atletica Agropoli, che sta per inaugurare il terzo turno di salti. .509 per ora, appena ventoso, a 5,08 con vento nella norma, quindi 2 salti pressoché in fotocopia per l'atleta campana. Qui un altro salto molto vicino a livello di misura, mentre non abbiamo ancora l'aggiornamento del salto di Generali. Cerca un po' di refrigerio Gerardina Spinelli, in realtà in questo momento non c'è il sole, ma la giornata è piuttosto calda, forse un pizzico meno calda di ieri. .512 per Spinelli, quindi 3 cm in più. Tra poco Linda Maria Pirker, poi Giulia Riccardi e Marta Giaele Giovannini. Lucia Quaglieri invece ha saltato a 5,24. Eccola qua Linda Maria Pirker, arrivata a 5,81. Mentre attendiamo la misura di Pirker, andiamo a dare un'occhiata al Decathlon, al salto con l'asta. Siamo a quota 4,00,
misura conquistata da Borsetto e da Lavino. 2 nulli per Kasibovic, Dell'Acqua invece ha compiuto un nullo e poi si è fermato. 2 nulli per Brandi, un nullo a testa per Ronzoni, Zandarco e Monti. Deve ancora entrare in gara Modugno, lo farà a 4,40. Siamo con Giulia Riccardi, già 5,81, appena ventoso per lei quest'oggi. Gruppo sportivo Trilacum per la vice campionessa italiana juniores. (5,59) intanto la misura di cui vi ero ancora debitore, in riferimento a Pirker. Simone Ronzo di superare i 4 metri. 5,74 per Giulia Riccardi, che arriva molto vicina al 5,82, appena ventoso, ma questo 5,74 è stato realizzato con vento nella norma. Ma siamo con la leader dell'Eptathlon, Marta Giovannini, che è anche vice campionessa italiana di promesse di salto in lungo in questa specialità, salto nullo oserei dire, è andata oltre i 6 metri, ma si alza la bandiera rossa. 5,96 la misura che porta a casa Marta Gaele Giovannini a consolidare la propria leadership. Perde qualche punto rispetto al passaggio del proprio record personale, aveva fatto segnare 6,00 Fabriano. Lucia Quaglieri è la seconda della competizione, era la seconda dopo la prima giornata. (5,20) per Quaglieri, vicina al proprio limite. Tra poco Sofia Barbè Cornalba, che è stata quarta in un campionato italiano promesse nel lungo. Ma noi torniamo intanto sul martello con Emily Conte. Non è cambiato nulla nel frattempo, un nullo per Massobrio, un 53,86 per Laura Casadei, che resta settima con 54,20. Emily Conte ha lanciato 56,94. Attenzione a questo lancio di Emily Conte, che va a sfiorare i 60 metri, che aveva già sfiorato in carriera a Grosseto con 59,98. 59,24, sale dal sesto al quarto posto Emily Conte, mentre ha saltato 5,84 Sofia Barbè Cornalba nel lungo dell'Eptathlon, ovviamente, portandosi in seconda posizione nella singola prova e consolidando la seconda posizione nella classifica generale. Attenzione a Di Bruanco, scivolata dal quinto al sesto posto. Appena fuori settore purtroppo. Un solo centimetro di differenza tra il personale dell'inquadrata di Muruanco e il personale di Conte, 59,99 e 59,98. Antonella Napoletana va a segnare 5,19. Il suo miglior risultato in generale per il cacao.
Rachele Mori ora non va a migliorare, il 58,44 del primo turno, mentre potete vedere avete intravisto sullo sfondo anche la quota dell'asticella del Decathlon, parlando di salto con l'asta, ovvero 4,10. Asticella ora a 4,10. Lucia Prinetti Anzalapaia attualmente è sesta con 62,21. Lancio nullo con la rete che ingabbia il martello e impedisce alla portacolore delle fiamme gialle di provare un miglioramento rispetto al 62-21, che è già ottima cosa e che la colloca a una virtuale medaglia di bronzo. Saliamo ora con la seconda posizione di Cecilia Desideri, la campionessa italiana promesse, la nona di sempre. Ancora oltre i 60 metri Desideri, regolarissima quest'oggi. Un picco da 63-79 che non migliorerà con questo lancio. Velocemente il gruppo degli atleti ancora in gara nel salto con l'asta, sono rimasti in 7 con Borsetto, Brandi, Ronzoni, Zandato, Modugno, Lavino, Monti. Simone Ronzoni abbiamo visto superando al primo tentativo i 4,10. Ora ritorna in pedana per l'Es Paolana. Sara Fantini ora in pedana, la leader del concorso. Attenzione a questo martello che vola, non al 67,08 del primo turno. Il lancio è valido, ma non vale un progresso su quanto già siglato. Intanto nell'asta del Decathlon 4,10 avrà Zandarco tra poco impegnato. (64,35) per l'allieva di Marinella Vaccari, che non va a migliorare, si conferma con regolarità su misure di valore, ma non va a migliorare quanto aveva siglato al primo turno di gara. Sofia Barbè Cornalba ora, probabilmente sicuramente, anzi stiamo riproponendo quanto vi avevo dato in radiocronaca, il bel 5,84 della ragazza milanese a salire al secondo posto nella classifica del lungo dell'Heptathlon e anche al secondo posto nella classifica generale. Secondo tentativo per Matteo Borsetto ai 4,10. 5,84, peraltro è il quarto salto in carriera per l'atleta del CUS Pro Patria Milano, personale da 5,92, siglato al meeting di Nembro di 2 anni fa. Lancio di Laura Casadei nel frattempo. Siamo nel corso del quinto turno di lanci nel martello. Che non va a modificare la situazione di classifica in quinta posizione. Intanto siamo con Emily Conte, che è arrivata a soli 70 cm, poco di più dal primato personale del precedente lancio. Qua resta un po' più indietro, ma il lancio è nullo di pedana.
Non di Moruanco, 58-37 per ora. È sesta. Emily Conte è quarta. Lancio nullo anche per Di Moruanco. La portacolore del gruppo sportivo Valsugana Trentino. Abbiamo 3 atlete racchiuse nel breve volgere di meno di un metro. Conte 59-24, Mori 58-44 con l'inquadrata è quinta, Di Moruanco 58-37 è sesta. Vediamo Rachele Mori. E si va oltre i 60 metri per Rachele Mori. Mancava lei all'appello delle martelliste, oltre i 60 metri. E dopo Fantini, Desideri e Prinetti arriva il lancio di Rachele Mori. Vediamo la misura, 61-18, quarta posizione. Si riprende la quarta piazza, la portacolore dell'Atletica Livorno. Ora Lucia Prinetti Anzalapaia. Prinetti 62-21, attualmente è terza. Ricevendo indicazioni prima di entrare in pedana, la vediamo entrare in questo momento. per Rebecca Scardoni, vola la ragazza di Lugo. E si va oltre ancora i 60 metri per Prinetti. Attenzione a questo lancio che potrebbe valere il primato personale per Prinetti, oltre a un progresso rispetto al 62-21 di cui avevamo dato conto in precedenza. 63-84 il suo primato, 62-03. Mi era apparso un pizzico più lungo questo lancio. Invece resta in terza posizione, ma resta col 62-21 del primo lancio, mentre Cecilia Desideri in questo momento è seconda col 63-79 del terzo lancio, a meno di un metro dal suo primato, dalla nona misura italiana all time. Desideri che va a martellare la fettuccia dei 60 metri. Qualche centimetro in meno rispetto ai 60, tanto è arrivato il nullo di pedana, quindi non avremo nuove misure al referto. E ora Sara Fantini per questa quinta prova. Meglio di lei nella storia del martello italiano hanno fatto solo Ester Ballassini e Clarissa Claretti. Se vincesse oggi Sara Fantini diverrebbe la seconda martellista italiana più titolata della storia degli assoluti estivi, con 5 titoli dopo Clarissa Claretti. Il martello di Fantini vola oltre i 70 metri e questo è un lancio che può mettere il punto esclamativo su questa gara. Attendiamo la misura. Soddisfatta Sara Fantini. 70-34 per Sara Fantini, che va a ottenere quella misura oltre i 70 metri che attendeva lei, attendevamo anche noi dopo l'eccellente 72-31 che aveva lanciato solo 7 giorni fa. 70-34 la sua quinta prestazione di sempre, la seconda stagionale, dopo il 72-31 di Madrid e poi 3 gare dell'anno scorso, 70-73 a Udine, 70-63 a Livorno e 70-56 a Castiglione della Pescaia. La soddisfazione di Sara Fantini, che ha messo più di un'ipoteca sul nono titolo italiano in carriera, il quinto estivo, a cui vanno aggiunti 4 titoli italiani invernali, l'ultimo a Molfetta lo scorso febbraio.
50-24 intanto l'ultima misura per Francesca Massobrio, che un titolo italiano assoluto a livello estivo l'ha comunque conquistato in carriera nel 2016. Si lanciava, si correva, si saltava e si marciava anche a Rieti. Siamo con Laura Casadei ora, atletica estense. Lancio nullo. Si era sbilanciata nell'ultima fase del lancio dell'azione tecnica la ragazza ferrarese. Con questo 5-15 si viene a generare il salto di lungo del Leopardo. Emily Conte ora, l'argento del campionato italiano juniores, che ha in testa ovviamente i 60 metri dopo averli sfiorati a Grosseto, averli sfiorati anche qui con 59-24. Vediamo la parabola del suo lancio, non un grandissimo lancio, arriva al nullo. Chiude comunque con una provvisoria quinta posizione da 59-24, può essere scalzata solo da Noam Di Moruanco, che vedremo in pedana tra poco. 5 lanci al termine per la finale del martello. Non Di Moruanco, la trentina. Va al martello di Moruanco e resta ancora poco al di qua dei 60 metri, 58-37 da battere. Si è avvicinata ancora una volta a questa misura. (57-37), un metro esatto in meno della miglior misura di oggi, mentre va in pedana Rachele Mori. L'anno scorso fu seconda, quest'anno è attualmente quarta, deve salire di 1,4 metri per portarsi in terza posizione. Ancora oltre i 60 metri, attenzione! Non credo basti in realtà per la medaglia di bronzo e neanche per il 61-18, se devo essere molto sincero, però la prospettiva da qua ci inganna un filino. 60-57 in realtà era stata veritiera. Quarta posizione per Rachele Mori. Intanto vi posso dire che per la settima volta un titolo italiano assoluto estivo di martello viene assegnato con una misura oltre i 70 metri, di questo siamo certi. Lucia Prinetti Anzalapaia per il primato personale, che varrebbe anche la medaglia di bronzo. Attenzione, si va ancora oltre i 60 metri, credo anche oltre i 62. Prinetti sicuramente a podio, può andare fiera del suo concorso, esulta Prinetti, vediamo quanto arriva. 63-99, primato personale, a portarsi in seconda posizione in attesa della risposta di Cecilia Desideri. 63-99, si migliora di 15 cm, resta in 12ª posizione italiana all time. Cecilia Desideri ora deve riprendere l'azione, vediamo se riesce a restare in pedana, equilibrismi con un martello da 4 kg in mano. Ancora 33 secondi per la campionessa italiana promesse per riprendersi il, virgolette, mal tolto dal suo punto di vista. Cerca la concentrazione la portacolori della studentesca Rieti Andrea Milardi, ancora 20 secondi per iniziare l'azione. Conta iniziarla, poi può anche finirla dopo la chiusura della conclusione appunto del tempo a disposizione. 7 secondi, 6 secondi in questo momento, inizia ora l'azione, quindi potrà terminarla.
al limite estremo del tempo a disposizione, va Desideri e va ancora oltre i 60 metri, è arrivata la risposta di Desideri, vediamo se sarà sufficiente per portarsi a casa, riprendersi la medaglia d'argento. Serve 64, no, serve 63,99 per vincere, per prendersi la medaglia d'argento. 63,56, si migliora ma non basta, anzi non si migliora, aveva 63,79. Quindi medaglia di bronzo per Cecilia Desideri a 63,79, medaglia d'argento per Lucia Prinetti Anzalapaia, 20 cm più là a 63,99. Ora Sara Fantini per chiudere con l'acuto al diapason questa finale di martello. Lei è già certa del 9° titolo italiano assoluto in carriera, del 5° consecutivo estivo nella prova appunto del martello. È già certa di andare a portare un'altra gara oltre i 70 metri. Vediamo quest'ultimo lancio. Decisamente meglio il precedente, tant'è che Sara va a annullare. Comunque abbiamo, come detto, Sara Fantini 70-34, campionessa d'Italia, per la 7ª volta una finale tricolore assoluta estiva di martello a terra oltre i 70 metri. Il primato italiano peraltro è stato realizzato proprio in un campionato italiano assoluto. Esther Balassini lanciò a 73,59 a Bressanone 16 anni ieri, era il 25 giugno del 2005. Si chiude dunque la gara di martello femminile, il 3° titolo di questa 3 giorni va a Sara Fantini, Centro Sportivo Carabinieri. 2° titolo tra l'altro 2 su 2 per il Centro Sportivo Carabinieri nelle gare femminili dopo Colombi ieri nella marcia. Andiamo a darvi la classifica finale per cominciare del martello. Sara Fantini d'oro 70,34, Prinetti argento 63,99, Desideri bronzo 63,79, Rachele Mori in 4ª posizione 61,18, Emily Conte quinta 59,24, Noan Di Muruanco sesta a 58,37, Laura Casadei settima a 54,20, Francesca Massobrio ottava a 53,00. Poi Fabiola Caruso, Francesca Schena, Agata Gremi, Simona Previtali, Serena Argenti, Ilaria Marasso, Anna Bonato, Greta Zin e Rafael Mbulumba. Sono le 17 atlete classificate. In questa finale del martello la situazione dall'eptathlon. La gara di lungo si è conclusa, 5,96 per Marta Gele Giovannini, 5,84 per Sofia Barbè Cornalba, 5,82 per Silvia Nicola, 5,82 appena ventoso per Giulia Riccardi, 5,81 per Linda Maria Pircher, 5,72 per Eleonora Ferrero, poi Rebecca Scardovi a 5,57, Ferrero e Scardovi appena ventose, Chiara Tarani 5,53, Federica Palumbo 5,48, Francesca Paolin 5,46, Anna Generali 5,28, Lucia Quaglieri 5,24, Antonella Napoletano e Elisabetta Baldelli entrambe a 5,19, Teuta Cala a 5,16, Scilla Benussi a 5,13 e Gerardina Spinelli a 5,12. Per quanto riguarda la classifica provvisoria dell'Eptathlon abbiamo invece Marta Gele Giovannini 4.141 punti in prima posizione, Sofia Barbè Cornalba è seconda a 3.857, in terza posizione è salita Eleonora Ferrero a 3.763 con Pircher quarta a 3.694, Palumbo quinta a 3.686, Riccardi sesta a 3.684, Nicola settima a 3.683 e Quaglieri ottava a 3.682. Dalla quarta all'8ª posizione abbiamo 5 atlete in 12 punti. Poi abbiamo Teuta Cala in 9ª posizione, Tarani in 10ª, quindi Scardovi, Generali, Napoletano, Baldelli, Benussi, Spinelli e Paolin. E non finisce davvero di stupire in questa giornata Simon Zandarco, l'atleta altoatesino che ricordiamo aveva un personale di 3,70, è riuscito a superare in questo terzo tentativo anche i 4,20 metri e quindi continua ancora la propria gara.
Misura dell'asticella ora 4,30.